Sono Antonio Guadagnini, consigliere indipendentista in Regione Veneto. Questo è il mio nuovo simbolo, che è composto di 3 parti. La prima è la parola Siamo Veneto, che è una dichiarazione di amore e di appartenenza alla nostra terra, alla mia terra, il Veneto. La seconda è il rosone quadrilobato che si trova in Palazzo Ducale e anche in molti altri palazzi del Veneto. È la parte che sta per il tutto, è il richiamo alla nostra identità, alla nostra storia, ai nostri valori, che in un simbolo deve esserci sempre, che è fondamentale. La terza è il nostro manifesto politico, diritto di decidere, che concerne il diritto di cittadinanza. Noi siamo cittadini nel momento in cui possiamo decidere sugli aspetti fondamentali della nostra organizzazione politica. Se questo non succede siamo sudditi. In Veneto in questo momento siamo sudditi. Noi dobbiamo poter decidere su tutti gli aspetti fondamentali della nostra convivenza civile, a partire dal diritto di autodeterminarci. L'aspetto più importante è come uno vuole organizzare la propria convivenza civile, quindi come si autodetermina. Se non ci viene consentito di fare questo, non siamo cittadini. Noi dobbiamo rivendicare questo diritto ed esercitarlo. Noi dobbiamo decidere su tutto quello su cui vogliamo decidere. Noi abbiamo il diritto di autodeterminarci e non ci può fermare neanche la Costituzione, anche perché, come diceva Thomas Jefferson, che ha scritto la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America, la terra appartiene ai viventi e ogni generazione deve essere considerata come una distinta nazione, e come una nazione non può obbligare un'altra nazione a fare una cosa, così una generazione non può obbligare la successiva a fare la medesima cosa. Sono 2 entità nettamente separate. Noi abbiamo il diritto di autodeterminarci, la nostra generazione ha il diritto di decidere da chi vuole essere governata, e noi vogliamo essere governati come veneti da noi stessi e da nessun altro.